Prende la parola il sindaco di Gorizia, dottor Ettore Romoli. Grazie, adesso tentiamo di abbassare. Signor Sottosegretario Rossi, signora Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani, Comandante Primiceri, autorità militari, civili e religiose tutte, concittadine e concittadini. Desidero iniziare il mio intervento con un ringraziamento. Il ringraziamento al Capo dello Stato, il quale non solo ha sentito la necessità di essere vicini alla nostra città, ricevendo il sottoscritto in udienza privata al Quirinale, ma ha voluto inviare un messaggio a tutta la cittadinanza che adesso avrò il piacere di leggere. L'8 agosto 1916, per la prima volta a Gorizia si realizzò il sogno di tanti irredentisti, molti dei quali scelsero di combattere nell'esercito italiano. Nella ricorrenza del 100° anniversario dell'unione all'Italia della città di Gorizia, il mio primo deferente pensiero va ai tanti caduti della 6ª battaglia dell'Isonzo. Aspri combattimenti fra i nostri giovani soldati e gli altrettanto giovani ragazzi nelle opposte file austro-ungariche si protrassero per lunghi giorni dal Monte Sabotino al mare per poter innalzare vittoriosamente il tricolore su quella città divenuta sacra all'eroismo dei morti e al sacrificio dei vivi. Da sempre città aperta, cosmopolita e con vocazione internazionale, il capoluogo isontino fu il centro di gravità della tenacia degli italiani, decisi a coronare ad ogni costo il sogno risorgimentale dell'unità nazionale ed oggi snodo importante della ritrovata concordia europea. Pari tenacia ci viene quindi richiesta oggi affinché non abbiano più a ripetersi le lotte intestine e le divisioni che per secoli hanno dilaniato il nostro continente, nell'edificare un futuro di vera coesione fra i popoli, dove tolleranza e rispetto della dignità umana trovino piena affermazione. Rinnoviamo la nostra gratitudine e rispetto nei confronti di quanti ci ricordano con il loro sacrificio l'importanza di una pace conquistata a caro prezzo. A lei, signor Sindaco, e a tutta la cittadinanza giungano il mio caloroso saluto e il ringraziamento per quanto fate per mantenere viva la memoria di quei giorni così decisivi per il nostro Paese. Firmato Sergio Mattarella. Non posso che condividere con grande umiltà le parole del Capo dello Stato. L'8 agosto del 1916, in una cruenta battaglia, l'esercito italiano colse la sua prima importante vittoria dall'inizio del conflitto ed occupò Gorizia. Gorizia che da anni anelava al ricongiungimento alla patria italiana. Fu un giorno memorabile per la città, un giorno che segnò per sempre il suo destino. Ma in questo momento di ricordo non possiamo e non vogliamo dimenticare anche quelle migliaia di giovani goriziani e isontini che, obbedendo all'ordine delle autorità costituite, furono richiamati, vestirono la divisa austro-ungarica, combatterono con onore per la loro bandiera e combatterono con onore per onorare se stessi e questa terra. E quindi ricordiamo anche la città di Gorizia, che subì un martirio vero e proprio. Fu distrutta prima dai bombardamenti degli assalitori, che continuò poi il martirio successivamente con
i bombardamenti degli austriaci in ritirata. Gorizia venne praticamente distrutta, i suoi cittadini vennero in parte deportati in quanto di ritenuti sentimenti italiani, altri vissero una vita di stenti nelle cantine della città, cercando ogni giorno di sopravvivere con pochi vettovagliamenti, con scarse possibilità di accedere addirittura all'acqua potabile. Furono momenti tremendi per la città, ma la città seppe risorgere. Alla fine del conflitto Gorizia si rimboccò le maniche e ancora una volta dette un segnale di essere una città viva, una città che voleva continuare a essere protagonista di se stessa. Ci riuscì. La Gorizia di oggi è una bella città, la Gorizia di oggi è una città che viene ritenuta un luogo nel quale è piacevole vivere, però non possiamo anche in questo caso dimenticare che tutto questo è avvenuto perché persone lungimiranti hanno potuto e saputo nel corso degli anni riallacciare rapporti di amicizia, rapporti di convivenza con i nostri vicini, cercando di creare quel clima di pace e di progresso che è indispensabile alla vita della città. Quindi oggi io concludo il mio intervento non in forma retorica, non esaltando solo una vittoria militare, ma esaltando anche il sacrificio di tutti. Viva Gorizia italiana, viva l'Italia!